Gli rubano il portafoglio, insegue i ladri e viene trascinato dall'auto in fuga. Succede a Pieve di Soligo. A raccontare la sua esperienza la vittima, un giovane papà di Soligo. È il secondo furto in una settimana, dice. Razzie all'alba nei bar del centro di Castelfranco. 3 malviventi inseguiti a piedi, arrestati dai carabinieri, avevano con loro 3.000 euro in contanti e arnesi da scasso. Infortunio sul lavoro nei laboratori dell'Electrolux di Susegana. Tecnico di 71 anni di Campodarsego cade su una lamiera e si ferisce una gamba. Sindacati all'attacco. L'allarme del gruppo furti in corso, attenzione alla truffa dei falsi investimenti. Il meccanismo è ben articolato, ma c'è chi ha perso fino a 25.000 euro. Spero Pontida sia servita a rasserenare gli animi, così il sindaco di Treviso Mario Conte, che punta l'attenzione sull'emergenza migranti e sui costi per i comuni dei minori non accompagnati. A Silea nasce il presidio di Libera. Il suo fondatore Don Ciotti ha parlato davanti ai ragazzi delle scuole: educare i giovani a diventare cittadini responsabili, ognuno faccia la sua parte. A Mogliano al via i lavori di riqualificazione del Parco Primavera e di demolizione della vecchia piscina, anche con fondi derivanti dal PNRR. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di prima serata che torna a partire dalle 21:15 con Ferdinando Avarino. Migranti, avete ancora fiducia nella Meloni? Se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring con Avarino in studio. Dicevamo i fatti, che sono davvero tanti, soprattutto di cronaca, veri e propri raid ladreschi. Il primo a Pieve di Soligo è successo sabato mattina, con la vittima che è stata trascinata a terra per metri dall'auto dei ladri, ma a raccontare questi attimi concitati è la vittima stessa, un giovane papà di Soligo. Io ho cercato di bloccarlo, lui aveva il finestrino aperto, quindi sono riuscito a inserire il braccio con l'intenzione di bloccarli, sperando non partissero. Loro invece hanno comunque messo in movimento l'auto, tra l'altro in senso opposto a quello di marcia, perché questo qui è un senso unico, anche sono partiti nella direzione del centro di Pieve. E io ho lasciato subito la presa per non farmi troppo male, botta al ginocchio, un polso un po' dolorante. È stato trascinato da una Dacia bianca per alcuni metri Alessandro De Coppi, giovane papà di Soligo che sabato mattina stava lavorando in questo cantiere di Pieve tra via Mussa Alta e via Carlo Conte. Sono da poco passate le 10 quando Alessandro vede un uomo armeggiare nel piccolo container adibito a spogliatoio dove il solighese custodiva il suo portafogli. Lì ho capito, ho realizzato che qualcosa non andava. Lui mi ha visto, ha iniziato a aumentare il passo, io ho corso, l'ho inseguito. Qui fuori c'era un'auto che lo stava aspettando, lui è riuscito a salire, io l'ho raggiunto. Seguono attimi concitati quando Alessandro molla la presa, la prontezza di chiamare subito i carabinieri di Vittorio Veneto e dare loro la targa. Questione di poco, i militari riescono a rintracciare la Dacia in un vigneto zona Conegliano. Oltre al ladro, un 53enne di Farra di Soligo con precedenti, c'è anche la complice conducente, una donna 43enne coneglianese. Si stavano preparando una siringa per assumere dello stupefacente. Nell'abitacolo vengono recuperati la Poste Pay e del contante, non il portafogli di cui si erano sbarazzati in zona Refrontolo. Sono stato fortunato perché ho recuperato il portafoglio grazie a dei ciclisti che, passando dalle parti delle Mire, Tripolitania, quella zona lì, lo hanno trovato per terra, lo hanno consegnato a un'osteria che c'è lì a Corbanese. I due malviventi si trovano ora ai domiciliari con l'accusa di rapina impropria, mentre De Coppi è già tornato al lavoro. Ringrazia i carabinieri per la tempestività, ma racconta un altro fatto. Hai mai subito furti? Questa settimana, martedì, in un altro cantiere che ho a Conegliano. Cosa è successo? Ci hanno portato via un'attrezzatura e del materiale che avevamo lì, quindi niente, dai, si è conclusa così una settimana non proprio delle migliori, dai.
Una settimana non proprio delle migliori, ma anche la giornata di oggi. Il colpo all'alba alle 5:15 nella bara di Via Romanina nel centro di Castelfranco Veneto, con il volto parzialmente travisato, quindi la fuga verso Galleria Morello e Piazza Giorgione, dopo che le telecamere di videosorveglianza del locale hanno notato 3 ladri all'interno. Il proprietario della bara ha dato l'allarme ai carabinieri. Ne è nato un inseguimento a piedi, nel corso del quale uno dei 3 malviventi, dopo essersi liberato di uno zaino, è stato subito bloccato, mentre gli altri 2 hanno cercato di scappare nell'area recintata del teatro accademico. Uno di loro, per fuggire ai militari, si è addirittura lanciato da un cornicione alto circa 3 metri, cadendo al suolo lungo via Garibaldi e procurandosi una lesione a una gamba. I 3 arrestati, una volta perquisiti, sono risultati avere addosso ancora i 3.000 euro in contanti, mentre lo zaino abbandonato conteneva gli arnesi da scasso. I carabinieri hanno scoperto che altri 2 furti sono stati commessi in mattinata in zona. Non è escluso che siano fra loro collegati agli stessi 3 soggetti, un quarantenne moldavo e 2 rumeni di 29 e 45 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti. Ma è l'intera Marca in balia dei ladri, questa volta a essere colpite anche alcune abitazioni di Varago. Altro raid di furti che ha coinvolto la frazione di Varago venerdì scorso, quando attorno alle 21 una banda composta da 3 uomini con il volto coperto da un passamontagna è entrata nel giardino di un casolare a 3 piani in via del Borgo Romanta. A raccontare quei minuti di paura è Marica, compagna di Mattia Trevisiol, proprietario dell'appartamento al piano terra. È proprio lui che in quel momento si trova all'esterno dell'abitazione, ad accorgersi della presenza dei malviventi a pochi passi da lui. L'uomo cerca di capire da dove proviene il rumore di passi e nota la sagoma di un uomo che cerca di nascondersi. A quel punto grida di voler chiamare i carabinieri. È allora che i 3 uomini scappano verso il campo adiacente al giardino della palazzina, agevolati nella fuga dall'erba incolta. Poco dopo arrivano 2 pattuglie dei carabinieri che perlustrano tutta la zona, ma senza risultati. Ma non è l'unico colpo tentato quella sera stessa dai ladri, che hanno provato ad entrare in un'altra abitazione poco distante. Sabato sera invece, in via Cansiglio, attorno alle 22, probabilmente la stessa banda avrebbe tentato di entrare in una casa passando dalla finestra, ma anche in questo caso il colpo non sarebbe andato a buon fine. C'è un allarme furti ed è del tutto evidente, ma c'è anche un'allerta a truffe, una in particolare. In un caso specifico mi ha fatto male il cuore perché ho visto una persona totalmente distrutta perché ha perso tutto. Siamo sui 25.000 euro che sai, per noi comuni mortali è tantissimo e tutto. Sono almeno una decina i cittadini che si sono rivolti all'associazione Furti in Corso dopo essere caduti vittima della truffa dei falsi investimenti. Si va dal caso di un 65enne che ha perso tutto quello che aveva, circa 25.000 euro, a chi ne ha persi 10.000, a chi ha capito per tempo di essere stato raggirato. Ad ingannare il meccanismo ben strutturato che solitamente ha origine da applicazioni o da annunci sui social. Si parte investendo una cifra iniziale, dopo un paio di mesi arrivano in conto corrente creato appositamente i primi soldi. Una cifra magari raddoppiata, quindi un piccolo investimento, faccio un esempio di 2.000 euro, mi arrivano 4.000 dopo 3 mesi. A quel punto io sono certo e sicuro che, visto che mi hanno fatto un bonifico, sono arrivati i soldi, vuol dire che sono persone per bene e poi mi stanno dietro, a quel punto investo i miei risparmi e lì si scatena il disastro. La truffa si protrae nei mesi, al malcapitato viene spiegato che non è tempo di disinvestire, poi arriva il momento di riscuotere i soldi e a quel punto vengono chiesti ulteriori 1.000-2.000 euro per sbloccarli. A quel punto subentra nella persona l'ansia di dire allora lo faccio perché sennò rischio di perdere tutto e quindi butto anche gli ultimi soldi proprio che ho nel conto corrente o nel portafoglio e lì poi spariscono definitivamente. Furti in Corso, anche attraverso un videomessaggio sulla pagina Facebook, ha aiutato diversi cittadini ad evitare il peggio con perdite che si sono fermate a 2-3 mila euro. Il consiglio è di affidarsi a strutture o professionisti qualificati e affidabili. Se mi chiamano dall'estero, l'accento non è italiano, non ho idea di chi sia questa persona, numeri WhatsApp esteri, c'è qualcosa che non va. Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta nei laboratori dell'Electrolux di Susegano. Un tecnico di 71 anni residente a Campodarsego di una ditta in subappalto è caduto su una lamiera mentre stava eseguendo dei rilievi fonometrici e si è provocato un'importante lacerazione alla gamba. Sul posto è intervenuto il medico del SUEM 118 che ha tamponato la ferita prima dell'arrivo dell'ambulanza che ha trasportato il tecnico in pronto soccorso a Conegliano. Non sono trascorsi nemmeno una manciata
di giorni dalla tragica morte di un operaio in una cantina della Marca, che si apprende oggi di un nuovo infortunio grave sul lavoro, sempre nel Trevigiano, sottolinea il coordinatore della UIL Veneto Treviso Gianluca Fraioli. Non è possibile che sul lavoro gli incidenti si verifichino con questa frequenza assurda. Queste le parole del rappresentante della UIL della Marca trevigiana. Ed è stato trovato senza vita nella sua casa di Trento, città dove si era laureato il campione di motociclismo Filippo Momesso, di 24 anni. Oderzo, la sua città natale, sotto shock. La sua vita fra i motori, l'università, gli amici e la famiglia. Filippo Momesso, originario di Oderzo, era campione di motocross. Il giovane è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Trento, città dove si era trasferito per frequentare l'Ateneo Trentino. Si era laureato in ingegneria informatica, riuscendo a portare avanti gli studi nonostante i numerosi impegni in pista sui circuiti più importanti d'Italia. 2 settimane fa era salito sul podio al Mugello. Attualmente non è stato reso noto se verrà disposta o meno l'autopsia per accertare le cause della morte, mentre la data dei funerali verrà decisa nelle prossime ore. L'ipotesi della morte è quella di un malore improvviso. Sotto shock la comunità di Oderzo, dove il ragazzo e la sua famiglia sono conosciuti e stimati. Il padre Antonio gestisce una ditta che commercia pneumatici. Parliamo di sicurezza stradale. I carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno intensificato nella fine settimana l'attività di controllo sulla circolazione. Obiettivo: contrastare l'abuso di alcol al volante. A Villorba sabato sera è stato denunciato un 50enne residente a Trevignano sorpreso alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebbrezza. Veicolo sequestrato e patente di guida ritirata. 2 le denunce a Castelfranco Veneto, rispettivamente per una 34enne residente a Galliera Veneta e una 57enne residente a Tombolo, anche per loro patente ritirata. E ritorniamo sul maxi sequestro di droga a Silea che vi abbiamo raccontato sabato, interrogatorio di garanzia questa mattina a carico dei 3 arrestati. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere 3 arrestati nell'operazione dei carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il GIP Carlo Colombo ha quindi confermato la misura cautelare del carcere. Intanto continuano le indagini dei militari dell'Arma per accertare la provenienza della droga e per far luce sull'intero mercato messo in piedi dai 3 indagati. 60 kg di droga sequestrati tra hashish, marijuana, eroina ed ecstasy. Per il Comando Provinciale dei Carabinieri aver individuato in via Macello la casa a 2 piani trasformata in un vero e proprio polo logistico degli stupefacenti è particolarmente importante perché è stato tolto dal mercato un consistente quantitativo di sostanze destinate principalmente a giovani e giovanissimi. Non solo consumatori ma anche spacciatori pronti a smerciare la droga nella Marca. Nei prossimi giorni i legali dei 3 arrestati si riservano, dopo aver parlato con gli assistiti, di presentare eventuale ricorso al Tribunale del Riesame per chiederne la scarcerazione. Poco fa vi ho parlato di un incidente sul lavoro all'Electrolux di Susegana, ma torniamo sulla tragedia della scorsa settimana a di Raio a San Polo di Piave. Sarà conferito domani l'incarico all'anatomopatologo Alberto Furlanetto per l'autopsia sul corpo della 46enne Marco Bettolini, che ha perso la vita per salvare l'amico e collega Alberto Pinna, le cui condizioni sarebbero in via di miglioramento. Entrare per primo nell'autoclave il 31enne, forse per verificare un problema tecnico. Una volta dentro avrebbe perso i sensi, così Bettolini ha disperatamente cercato di aiutarlo, ma sarebbe finito con il volto in avanti dentro il vino. Infortunio sul lavoro ripreso da una telecamera di videosorveglianza della stessa azienda. Immagini che saranno passate al setaccio dalla magistratura nelle prossime ore. Sempre domani il pubblico ministero Giovanni Valmassoi avrà un vertice in procura con gli ispettori dello Spisal, da cui dovrebbero venire alcune indicazioni più chiare per ricostruire la catena di responsabilità di questo gravissimo incidente. Voltiamo decisamente pagina dalla cronaca. Avete visto tantissimi i fatti di queste ore. All'attualità, alla politica. Pontida il giorno dopo. Ci sono le parole del sindaco di Treviso, il leghista Mario Conte. Spero Pontida sia servita a rasserenare gli animi, dice, e torna sulla questione del momento, il tema dei temi, quello dei migranti, e lo fa ponendo l'attenzione
attenzione soprattutto sulla questione dei minori stranieri non accompagnati. Solo al comune di Treviso stanno costando oltre 1,5 milioni di euro. Io spero che dopo questa puntita chi aveva dei dubbi ne abbia meno, laddove c'erano tensioni si possano superare e ci ricompattiamo tutti, perché siamo alla vigilia di una tornata elettorale importante. Se sia servita o meno a rasserenare gli animi lo dirà solo il tempo. Di certo per Mario Conte Pontida 2023 è un punto di partenza. All'orizzonte le amministrative della prossima primavera, ma soprattutto le europee, con il tema dei temi, quello migratorio con tutte le sue conseguenze sul piano geopolitico ma anche locale. Proprio questa mattina ho fatto una riunione con i servizi sociali sul tema dei minori stranieri non accompagnati, che risulta essere devastante da un punto di vista sociale ed economico per i comuni, e quindi noi pretendiamo, ormai è da mesi che chiediamo, che ci siano risposte immediate da parte dell'Europa e anche da parte del nostro governo. Non si può pensare di scaricare questa gestione sui comuni che non sono in grado, non hanno strumenti, e quindi io mi fido delle parole, però preferisco i fatti. Chiede fatti quindi Conte, a maggior ragione dopo gli impegni presi a Lampedusa dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen accanto alla Premier Meloni. Solo la partita dei minori non accompagnati per Treviso vale ormai, conto aggiornato, circa 1,5 milioni di euro. C'è poi l'altro fronte, nelle ore in cui l'esecutivo approva il decreto che consentirà di individuare sul territorio nazionale nuovi CPR, i centri per il rimpatrio. Qui Conte mette le mani avanti. Treviso ha già dato, e quindi se qualcuno pensa al Veneto deve certamente guardare in altri territori. Nasce intanto a Silea il presidio di Libera contro le mafie, più di 300 persone tra cittadini e ragazzi delle scuole medie per Don Luigi Ciotti questa mattina. La legalità passa attraverso l'educazione, ognuno deve fare la propria parte, così Don Ciotti. Sono presenti, sono vivi il problema delle mafie. Ce lo ricorda anche il procuratore della direzione distrettuale di questo ampio territorio, che dice con chiarezza che c'è una presenza criminale non indifferente, ma che denuncia anche in modo corretto, attento, puntuale, l'insufficienza di un ruolo della società civile. Legalità, giustizia, libertà e responsabilità sono i temi affrontati nel lungo discorso tenuto ai ragazzi di terza media e ai cittadini di Silea all'auditorium parrocchiale per la nascita del Presidio di Libera, associazione di promozione sociale contro le mafie. Presidio che nasce grazie alla stretta sinergia che lega il comune e l'istituto comprensivo, a pochi giorni dal sequestro di ben 58 kg di droga proprio nel comune di Silea. I fatti di cronaca che ci hanno colpito con questo rinvenimento di una base logistica della droga proprio qui a Silea ci dicono che dobbiamo lavorare fortemente, quindi questo patto di presidio che è suggellato nel migliore dei modi con la presenza di Don Luigi Ciotti, che è un testimone di vita della lotta alla criminalità, alle mafie, ci dice che è davvero importante lavorare anche con l'attenzione e la responsabilità di tutti i cittadini. Educazione alla legalità che nel comune inizia già dai primi anni delle scuole. Abbiamo costruito questo percorso con un gruppo di cittadini, era un obiettivo che l'amministrazione si era data, quella di aumentare la consapevolezza sul fenomeno mafioso. Libera, i presidi di Libera hanno questo compito territoriale, per cui il fatto di aver raggiunto l'obiettivo, che in realtà non è una tappa di arrivo ma un punto di partenza, ci rende particolarmente orgogliosi. Secondo noi la democrazia è un po' a rischio. Non è data per scontata e va difesa ogni giorno, e quindi sviluppare un profondo senso di appartenenza allo Stato da parte di tutti i cittadini è il primo passo per poter costruire educazione alla legalità permanente. Democrazia e legalità che, come ricorda Don Ciotti, sono sancite già dalla Costituzione. Abbiamo un testo importante che deve essere però vissuto, tradotto nella concretezza, che è la Costituzione italiana. Io dico che sempre il primo vero testo antimafia venisse applicato fino in fondo, perché lì ci sono le regole, i paletti, le strade, i percorsi per affrontare tutti questi mali, per affermare la positività dei nostri percorsi.
Così dunque questa mattina a Silea c'è poi il fronte del Covid, perché sono in aumento le richieste di test nelle farmacie di tutta la marca trevigiana, farmacie trevigiane che intanto si preparano per la giornata mondiale del cuore. Abbiamo riscontrato un maggiore aumento sia di richieste di tamponi eseguiti qui da noi professionisti in farmacia, sia di quelli fai da te. Il Covid rialza la testa, lo dicono i dati rilevati nelle ULSS, lo dicono le richieste di tamponi nelle farmacie. Dopo un'estate che ha visto un azzeramento dei test nelle ultime settimane, complice il rientro dalle vacanze o contatti a rischio, i numeri sono in aumento. I numeri non sono, per carità, dal punto di vista generale molto elevati, ma sicuramente molto cresciuti rispetto a quello che erano gli ultimi mesi. Non siamo neanche paragonabili ai mesi della pandemia, siamo su dei mesi bassi nel momento in cui il Covid c'era. Le farmacie sono pronte, in caso venga loro richiesto, ad affiancare medici di base e ULSS nella somministrazione del vaccino aggiornato anti-Covid. Intanto da metà ottobre saranno in prima linea per l'antinfluenzale. Ma prima di questo appuntamento, Farmacie Unite, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, in programma il 29 settembre, proporrà screening gratuiti con la misurazione della pressione, della glicemia e del profilo lipidico. Tutti i valori che ci danno la possibilità di capire un quadro generale a livello cardiovascolare. Verrà poi redatto un diario dove verranno appuntati i valori misurati e forniti consigli su stili di vita e alimentazione da osservare per evitare malattie cardiovascolari. Per poi avere uno strumento da avere in mano per il paziente, da condividere con il proprio medico, per capire se vanno attuate delle procedure per migliorare il proprio stato di salute o se in questo momento il rischio cardiovascolare da qui ai prossimi anni è da considerarsi basso. Pronti per andare a Mogliano, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Mogliano Veneto e parlare di un importante quanto atteso intervento di riqualificazione. Inizia la riqualificazione del Parco Primavera, dove verranno realizzati dei nuovi vialetti pedonali, verranno sistemati gli esistenti, verrà sistemato il verde e il parco verrà dotato di illuminazione pubblica. E poi andremo a demolire la vecchia piscina in disuso dal 2016, piscina costruita negli anni 80. Progetto di riqualificazione e bonifica di un'intera area che per anni è diventata un simbolo di degrado della città, ora pronta ad una nuova veste anche grazie ai contributi derivanti dal PNRR. Sarà infatti di 360.000 euro la quota parte derivante dai fondi, su un totale di 680.000 previsti dal piano di riqualificazione. 3 mesi di lavoro che aprono la strada al percorso di costruzione di una piscina coperta e scoperta nella città di Mogliano, sempre più centro sportivo della Marca. Lo stiamo dimostrando anche con quella che è la candidatura ufficiale a Città Europea dello Sport per il 2025. Mogliano Veneto ha assolutamente bisogno di un nuovo polo sportivo e natatorio in questa area qui. Siamo assolutamente convinti che il lavoro fatto dal 2019 fino ad oggi sia stato una fondamenta importante per quello che sarà lo sviluppo poi di questo impianto. Costruzione dell'impianto sportivo che è stato rimandato per anni a causa della pandemia e dei rincari sull'energia dovuti alla guerra in Ucraina. Ostacoli che hanno rallentato la messa in opera ma non fermato la volontà di dare a Mogliano un polo natatorio. E il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex piscina ne è un primo passo. Dentro c'è di tutto, va bene, cemento, legno, ma c'è anche amianto, quindi una demolizione complicata. E assolutamente non andremo a costruire, come ha detto qualcuno, nuove abitazioni o far speculazione edilizia. Per il momento il parco viene riqualificato, ampliato per dar spazio un domani alla costruzione della piscina scoperta e poi della piscina coperta. Sport giovanile e sponsor del territorio, confermata la collaborazione tra realtà economiche e Treviso Basket. La centralissima Loggia dei Cavalieri ha fatto da sfondo alla presentazione della partnership tra le realtà economiche del territorio e Treviso Basket, con riferimento in particolare alle attività dedicate al settore giovanile. Sostegno a 360 gradi dell'attività rivolta a giovani e famiglie del club bianco-celeste, che dal mini basket all'Under 19 conta 250 atleti, ma intorno al quale orbitano, grazie alle collaborazioni instaurate con le società di capoluogo e provincia, un altro migliaio di ragazzi. Condividiamo la passione
passione per lo sport, per il basket, la dedizione all'eccellenza, lo spirito di sacrificio al territorio, ma soprattutto condividiamo la volontà di vedere i nostri giovani talenti crescere e brillare. Da questo matrimonio, io sono sicuro, e ne vedo qualcuno là, deve essere molto attento a quello che dico, io sogno che un giorno voi siate protagonisti nella nazionale, la nostra nazionale italiana. Ed è importante che, visto l'investimento si fa sul settore giovanile, questo possa venire da Treviso come avveniva in passato. Bambini e ragazzi linfa dello sport, ma avere dei sostenitori per portare avanti i progetti che li riguardano è cruciale. Sono fondamentali per il nostro territorio, noi ci crediamo, per trasmettere valori, per trasmettere tutta una serie di caratteristiche atte a formare delle persone. Noi abbiamo avuto la fortuna nella nostra crescita di attirare le attenzioni di tante aziende che sono estremamente importanti a livello economico. Dietro hanno comunque degli imprenditori che credono nella nostra attività, credono al sociale, credono che lo sport faccia bene per far crescere le persone in maniera qualitativa. Ci stiamo divertendo, adesso abbiamo queste ultime partite amichevoli per finire il cerchio, diciamo, del pre-stagione e poi inizia la stagione e il divertimento, quindi vi aspettiamo al Pala Verde e sono sicuro che possiamo far bene. Attività sportiva che non è fine a se stessa, ma che educa e forma i ragazzi anche nella vita, da qui la finalità più strettamente sociale della missione di società e sponsor. Se tutti i progetti sportivi che ci vengono sottoposti hanno alla base un supporto al mondo giovanile, ma sto parlando di tutte le discipline, non necessariamente del basket, quello è il nostro obiettivo. E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove si è concluso pochi minuti fa in prefettura il vertice tra Dolomiti Bus, provincia di Belluno e i sindacati dei trasporti, dal tavolo non sono emerse soluzioni alla carenza di personale tra i conducenti e le parti si riuniranno nuovamente la prossima settimana. Insomma, un nulla di fatto, come ci racconta Stefano Bozzi. Non ha ancora una soluzione il problema della carenza viscerale nell'organico degli autisti di Dolomiti Bus. Oggi pomeriggio il vertice convocato in prefettura tra provincia, azienda e sindacati termina senza un accordo. Dolomiti Bus richiede un ulteriore rinvio alla prossima settimana e i sindacati si dicono intenzionati a proseguire nello stato di agitazione. I problemi sono molteplici e su diversi fronti, ma su tutti regnano salari inadeguati e turni insostenibili. Un circolo vizioso che rischia di degenerare una situazione già attualmente compromessa, con decine di corse non garantite e di servizi su tutto il territorio provinciale. Difficile immaginare una soluzione senza l'impiego di ulteriori fonti economiche, ma al di là della Regione, che non ha mai dimostrato l'interesse di voler intervenire, non è chiaro dove queste possano essere reperite. Mi farò portavoce di una richiesta di incontro con l'assessore regionale De Berti, cui interverrà la provincia, il comune di Belluno, il mondo sindacale e l'azienda. Se anche dall'incontro in Regione uscissimo a mani vuote, saremmo obbligati a scioperare, riferiscono i sindacati. A rischio c'è la tenuta stessa del sistema del trasporto pubblico locale, gli autisti sono diminuiti di più del 30% e le speranze di recuperare nuovo personale sono scarsissime, così come minime sono quelle di ripristinare le numerose corse tagliate nella prima settimana di scuola. Dulcis in fundo le lamentele dell'utenza, che è la vera vittima dei continui disservizi, ma che in questa partita pare non avere voce in capitolo. Abbiamo raccolto decine, centinaia di testimonianze da studenti e lavoratori. Vogliamo far capire qual è la situazione dell'utenza che ha pagato un biglietto e che quindi legittimamente chiede di poter usufruire di un servizio. La cronaca: proseguono le indagini dei carabinieri per fare piena luce sulla rissa scoppiata tra sabato e domenica in pieno centro a Pieve di Cadore, con lo scontro tra due bande rivali in cui è spuntato anche un coltello. Il bilancio di una persona ferita, un 28enne residente a Pieve di Cadore, finito il pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Dopo le medicazioni e alcuni punti di sutura è stato dimesso. I militari hanno sentito una ventina di testimoni per chiarire l'episodio, ma le indagini, come vi dicevo, sono in corso. E noi rimaniamo in Cadore con le immagini esclusive di Stefano Bozzi, che documentano la frana di grandi dimensioni che si è staccata ieri vicino a Cortina. Facciamo il punto.
Ci saranno già tanti. Sì, abbiamo avuto 200 massi grossi. Quanto là? Mancano pochi minuti alle 17 quando un boato scuote la valle del Boite. Un'enorme colata detritica si stacca dalla parete sud della Croda Marcora nel gruppo del Sorapis tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo sopra la statale 51 di Alemagna. Nelle immagini che vedete che Antena 3 è riuscita a catturare proprio sul luogo del distaccamento l'enorme coltre di fumo che discende rapidamente verso i centri abitati, fortunatamente disperdendosi prima di raggiungere il fondovalle. Immediato l'intervento dei carabinieri di Cortina, Protezione Civile di San Vito e Vigili del Fuoco, quest'ultimi con il supporto dell'elicottero Drago, per verificare l'eventuale coinvolgimento di alpinisti, poiché proprio sul luogo del distaccamento passa una via ferrata, la Berti, ma fortunatamente il sopralluogo dà esito negativo. Ho sentito un forte rumore che ero in sede e all'inizio pensavo un aereo, poi ho sentito che il rumore era... Sono uscito e ho visto il polverone in cima alla Croda Marcora. La zona che insorgente a crolli è più a sud, più fuori. Però qui parliamo di un crollo, insomma, di entità più consistente. Non vorrei sbilanciarmi, dal rumore sì. Le ricerche condotte dai militari dell'Arma sono poi proseguite con il controllo capillare delle strutture alberghiere e i rifugi per verificare l'eventuale mancato rientro di qualche escursionista, ma anche in questo caso non sono state inoltrate segnalazioni di persone disperse. Attenzione che ora deve comunque rimanere massima per il rischio di altri potenziali distaccamenti in un'area, quella del Sorapis, tutt'altro che estranea ai cedimenti rocciosi, anche se solitamente meno importanti e spettacolari di quello avvenuto ieri. Questa dunque la cronaca per immagini esclusive del nostro Stefano Bozzi, ma c'è stata un'altra tragedia sfiorata ieri nel Bellunese, stavolta nel Feltrino durante la gara automobilistica famosissima della Pedavena Croce d'Aune. Poteva finire nel peggiore dei modi, ma a rimetterci sono state solo le autovetture. Il video è stato registrato ieri attorno alle 12:30 durante la manifestazione automobilistica Pedavena Croce d'Aune e il bolide che vedete nelle immagini è una Frangivento a Sfanè 1010 dove il numero indica la potenza espressa in cavalli motore e che era incaricata di fare da apripista alla gara. Miracolati gli spettatori che stavano assistendo alla competizione nei pressi del tornante. L'auto sembra infilarsi letteralmente attraverso il guardrail, schivandoli per poi schiantarsi contro un'altra vettura parcheggiata di fronte. Alla guida Giorgio Pirolo, il designer bellunese e padre di quella hypercar da €1 milione prodotta in 10 esemplari in tutto il mondo, che dall'impatto è uscito fortunatamente illeso. La vettura aveva fatto da apripista anche alla recente manifestazione dell'Alpe del Nevegalle e in quell'occasione aveva ospitato a bordo anche il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin. Sono ora in corso delle verifiche per comprendere se l'incidente sia stato dovuto a qualche problema di natura tecnica. Voltiamo decisamente pagina e parliamo di Spaventapasseri. Arte che non è per sempre, che però non scompare subito. Beh, la domanda è molto bella, ma noi siamo così, anche come esseri umani, come tutti, non siamo per sempre, tutto è così. Io ho imparato quando lavoravo nella neve, sono concorsi che durano 3 giorni, però è un'emozione incredibile, poi vengono sciolti o vengono buttati via. Questi durano un anno e mezzo. È la seconda edizione del simposio regionale degli Spaventapasseri in Vigna, organizzato in località Zottiera. 7 artisti li hanno creati perché poi vengano lasciati nei vigneti, per restarci fino a quando le intemperie non le avranno cancellate. E abbiamo scoperto che noi tutto sommato non siamo mai diventati adulti, siamo rimasti sempre bambini perché il nostro lavoro comporta questa ricerca, ma anche un po' così siamo trattati molto bene anche dall'opinione pubblica. Sì, la nostra vita è molto vicina ai bambini, per cui ci troviamo naturalmente molto impegnati, che non è semplice, vedete voi che non è un spaventapasseri normale, tutti abbiamo cercato di fare qualcosa di importante, però ci siamo avvicinati ai bambini, quello che ci porta magari appresso la nostra attività, insomma. Ed erano quasi 200 i bambini delle scuole di Borgo Valbelluna che hanno partecipato all'inaugurazione della seconda edizione di questo singolare simposio, che a Borgo Valbelluna si alternerà di biennio in biennio con la Vignaronda.
È tutto, non ho ulteriori aggiornamenti né da Belluno né da Treviso. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo, previsioni per martedì 19 settembre. Sul Veneto tempo variabile fino al mattino, a tratti instabile specie sui rilievi, con annuvolamenti irregolari che si alterneranno a schiarite. Calo della nuvolosità e tempo più stabile nel pomeriggio in pianura. Possibili precipitazioni nelle prime ore della giornata sui settori montani e centro-settentrionali della pianura, dove sarà probabile qualche rovescio o locale temporale. Temperature in lieve diminuzione, minime comprese tra i 19 e i 21 gradi, massime dai 24 ai 29 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia si prevede una giornata caratterizzata dall'instabilità. Al mattino su tutte le zone saranno probabili piogge anche abbondanti e temporalesche. Localmente i temporali potranno essere anche forti con piogge intense, specie sulle zone interne della pianura e sulla zona montana. Miglioramenti attesi a partire dalla seconda parte della giornata. Temperature minime comprese tra i 19 e i 22 gradi, massime tra i 25 e i 27 gradi. Sul Trentino Alto Adige si attendono fenomeni residui al primo mattino, poi giornata variabile con possibilità di alcuni isolati rovesci nuovamente nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra i 18 e i 19 gradi, massime oscillanti tra i 27 e i 29 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.